Scusate, forse non si è sentito causa applauso. Con cosa sei arrivato? Con l'Apecar 150. Che rumore faceva? Quando è ferma sballotta tutta. E com'è il clacson? Il clacson. Fa così il clacson? Un applauso al suono che tutti ricordiamo, tutti abbiamo riconosciuto dell'Apecar. Chi non ha guidato una Pecar nella sua vita? Io no. Chi? Mi hai detto che facevi l'amore sulla Pecar. Ma no, ma una cosa è far l'amore, altra cosa è guidarla. Ah, tu no? è da fermo, tu entravi nella Pecar. Professore, mi dica una cosa. In questo momento di pandemia, un momento grave, l'Europa, zone rosse, vediamo la Brexit, la Polonia, l'Ungheria, la Spagna, dico degli stati un po' cazzo se vuole. La sua posizione qual è nei confronti della Mediterranea? Pino dei Palazzi ha messo la testa a posto e si è sposato. No! Congratulazioni! Pino dei Palazzi che si è sposato. Che si è sposato, complimenti! Mizzega, da ieri siamo diventati il signore e la signora Pino dei Palazzi. Pino di nome e dei Palazzi dove ho fatto i domiciliari praticamente. Non è neanche il cognome, è qualcosa di più. Sì, mia moglie si chiama Susanna detta Sissi. Ah, detta Sissi, perché? Sissi perché è una tipa molto accondiscendente. Susanna, andiamo al cinema? Sì. Susanna, andiamo a fare Pilates? Sì. Susanna, facciamo all'amore? Ci devo pensare, le faremo sapere. Non dice sempre sì. No. Però detta sì. Detta sì. Al nostro matrimonio sono venuti pure i miei 2 migliori amici, Vito e Alloggio, che ci hanno... Uno mangia, l'altro dorme di solito. Sì, che ci hanno fatto da testimoni, però si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Certo, come pixelati, no? hanno fatto i testimoni pixelati. Sì, pixelati, sì. E il prete che ci ha sposati è Don Silvio Sassi. Silvio Sassi. Sì, Don Silvio Sassi che ha un piccolo difetto di pronuncia. Che il Signore Santissimo sia con voi e con il tuo spirito. È fastidiosissimo, se possibile. Sì, quando dà la messa a Don Silvio i cani impazziscono per gli ultrasuoni. Certo, anche gli umani, Anche gli umani, mi sa. Persino Vanessa. Sì. Però a me piace Don Silvio perché lui sa parlare ai giovani con un linguaggio giovanile. Infatti quando ci ha sposati, che eravamo lì davanti all'altare, lui ha detto così: Pino, vuoi sposare tu la qui presente Susanna, detta Sissi, e con lei essere sempre preso bene di brutto, senza troppi sbattimenti? Sì, c'è questa mimica qua. Senza troppi sbattimenti, è proprio un grande, sì. Beh, comunque dopo Don Silvio ha chiuso la cerimonia chiedendo l'intercessione dei santi. San Severo, intercedi per noi. San Sergio, intercedi per noi. San Salvatore, intercedi per noi. Santo Stefano, intercedi per noi. San Roberto, San Roberto ci sta. San Roberto, detto Sasà, intercedi per noi. San Siro, Mizzica, quando ha detto San Siro, che è successo? Si è innalzato un coro dei miei amici dalla curva nord. Siamo noi, quelli dell'intercessione, siamo noi. Bella cerimonia, immagino. Bellissimo. Speciale, una cerimonia speciale. Sì, ci siamo divertiti tantissimo, è stata una grande emozione. Ci hanno fatto un sacco di regali, una lista nozze lunghissima, per esempio Morris mi ha regalato un braccialetto, un bel braccialetto, solo che non capisco che ogni volta che lo indossavo, poi uscivo di casa, mi blindavano i carabinieri. Era un braccialetto... Ogni volta che uscivo... Fuori dai domiciliari. Non potevi uscire. Sì, purtroppo, vabbè. Altri regali belli? Sì, no, il regalo più bello che ci hanno fatto è stata la lavatrice. Bella, una bella lavatrice. Nuova? Una lavatrice vintage. Vintage. Ancora meglio. Cioè nuova ma vintage. Cioè, Tanto vintage. tempo fa che anno? Sì, è una Rex del 1975. Abbastanza lontano dai giorni d'oggi. Sì, devo dire che tecnologicamente è un po' diversa da quelle moderne. Quelle moderne, quando imposti i programmi, c'ha il display, il digitale. Invece la Rex... un'astronave, sembra. Sì, sono moderne. E invece la Rex? La Rex c'ha una manopola rotonda così.
che se la giri al contrario si spacca la manopola. Beh, c'ha i suoi anni. C'ha i suoi anni, sì. E poi quelle moderne, quando fanno la centrifuga, Silenziosissimo. belle silenziose, Immobili, ferme lì senza vibrazioni. Non oso immaginare la Rex del 75. Infatti, La Rex, immaginiamo. già da quando inizio il programma, che inizia a caricare l'acqua, già fa un bordello assurdo. Sì, già quando carica l'acqua. Poi quando fa il lavaggio. Non ha ancora iniziato a lavare. Non ha ancora iniziato. Non è iniziato a lavare ancora. Sta caricando l'acqua. Ah, pensa un po', pensa un po'. Poi quando fa il lavaggio. Cosa avete lasciato dentro? Un orologio, una pistola? No, c'era una felpa e Ha basta. solo una felpa. il cestello che fa per una rumore. Sì, ho dovuto togliere anche i bottoni e le cerniere, se no sennò faceva era ancora troppo casino. Sembra un po' la betomiera. Infatti ogni tanto la usiamo anche per fare il cemento. Cavolo, ce così ne tanto per frega. fare. Avanti e indietro. Sì, viene E la bene. centrifuga com'è? La Silenziosa anche quella. Ecco, la centrifuga proprio della Rex. La centrifuga allora fa così, la centrifuga della Rex. Che a un certo punto comincia a fare delle vibrazioni. All'inizio si muove su se stessa, no? Poi comincia a camminare verso l'uscita del bagno. Devi seguirla. Avete un tubo dell'acqua bello lungo. E non si ferma più. No, si fa un giro per l'appartamento, va in cucina, scambia 4 chiacchiere con la lavastoviglie, col frullatore, così. Io sono di là in sala che sto guardando la partita alla televisione, no? Mi passa davanti la lavatrice. Giancarlo Calabrugami! Che bello rivedere.